Trasparenza, prevenzione della corruzione, partecipazione dei cittadini. Il comune di Treviso, ottavo in Italia e primo in Veneto, con un rating del 65% nella speciale classifica stilata da Fondazione Etica, soggetto no profit che valuta le amministrazioni pubbliche in termini di integrità ed efficienza. È Prato, con quasi il 70% di rating, il primo capoluogo. Treviso precede di pochissimo il comune di Venezia, nono a livello nazionale, ma stacca di gran lunga gli altri. Il comune di Belluno è 30°, al 44° posto c'è Vicenza, Verona al 50°, Padova al 60°, Rovigo addirittura al 72°. Con la cronaca che porta ripetutamente alla ribalta infiltrazioni della criminalità organizzata anche in Veneto, dal litorale veneziano all'ultimo caso, quello dell''ndrangheta a Verona, il dato per Treviso è rincuorante. Stiamo vivendo un periodo storico delicato, le notizie che provengono da altri ambiti nazionali e alcune volte anche regionali vanno nella direzione opposta di quella della nostra città. Questo ci deve riempire di orgoglio ma anche di responsabilità, perché questa è la strada che noi dobbiamo intraprendere, quella della trasparenza, dell'onestà, della correttezza, soprattutto nei confronti della nostra comunità, attraverso una gestione trasparente. Tra i parametri con risultato negativo torna per Treviso la questione inquinamento dell'aria. Ma le scelte strategiche che questa amministrazione ha fatto di passare da zone industriali o comunque residenziali, quindi lottizzazione, a aree boschive, va fortemente nella direzione di migliorare la qualità della vita.